Quelle due che sono in piazza le hanno appena tirate su con il trattore, perché l'acqua è arrivata a questa altezza qua. Da noi per fortuna è rimasta a 40 centimetri, ma noi abbiamo fatto tempo a tirare fuori la macchina. Dopodiché abbiamo guardato il peggio dopo, perché non si può fare niente. Quando arriva un fiume, l'acqua nella mia doccia arrivava su, quindi... No, addirittura la grandine c'è venuta fuori Sì, dal piatto doccia. Questa mattina non avevamo più niente. Quella della famiglia Frare è una delle tante storie che camminando per le strade di Nervesa si incontrano il giorno dopo la bomba d'acqua che ha messo in ginocchio il paese. Nessuno scantinato delle case di via Bombardieri del Re è stato risparmiato dalla furia dell'acqua. Allagata anche la vicina centrale dei Carabinieri. In una casa l'acqua ha scavato l'intero vialetto di ghiaie e portato via il marciapiede. È scesa giù veramente in maniera enorme dal Montello e come vedete è entrata dai nostri cancelli, non altro che ha attraversato tutto il viale di proprietà privata con 60-70 cm di acqua. Poco distante in via Zompini il muro che delimita un orto dall'ingresso di un garage è completamente ceduto. Niente, è caduto il muro che delimitava la rampa, era tutto bloccato qui, c'era mezzo metro d'acqua. Ci ha inondato tutto il garage, l'acqua qui era quasi a livello, arrivava più o meno qua, infatti abbiamo dovuto con le carriole stare qua a svuotare perché purtroppo non è arrivato nessuno. Ci ha squarciato il cancello con le paratie in questa parte qui. Magari uno si è messo sotto per ripararsi dalla pioggia in bicicletta, eccetera, finché non si tira su.